la prima partecipazione che fate a Musicultura. Sì, la prima in assoluto. Che impressione avete avuto? Ma è ancora presto perché in effetti siamo appena arrivati, oltretutto sbarcati dalla nave, quindi Sì, un po' ancora, sì, ancora con la testa in mare, da dove arrivate? dalla Sardegna. Ah, quindi un bel viaggetto. E questa particolarità di questi tre cori femminili, da come nasce? Che formazione avete? Allora sì, tre voci, pianoforte e percussione, è una formazione un po' particolare. Le tre voci perché è un po' io come compositore posso dire, così come ho formato è un mio vecchio amore questo delle voci, della vocalità, della polivocalità. Un po' perché in Sardegna esiste questa polivocalità anche se quasi prettamente maschile, e un po' perché la voce appunto richiama comunque, dà la possibilità di organizzare musicalmente qualcosa che può veramente andare molto indietro nel passato e probabilmente anche molto nel futuro. Ci piace molto, condividiamo questo piacere. In effetti molto particolare, anche De André ha preso molto dalla vostra cultura. Sì, 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 c'è infatti questo filo un po' che ci lega, ecco.